Ben ritrovati cari telespettatori. Allora ci fa molto piacere parlare anche quest'oggi perché è un argomento molto importante e richiede necessariamente la vostra attenzione. Di truffe di vario genere sono sempre più frequenti, lo so che lo ripetiamo, ma solo continuando a dirlo forse potete sollecitare o sensibilizzare le persone più fragili o voi stessi in certi comportamenti o nel recepire certi messaggi per tutelarvi. Questo è importantissimo. Per parlare di questo, molto sensibile sull'argomento, è lo SPCGL e quindi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Paolo Carlotto dello SPCGL di Padova. Grazie di essere qui con noi. Comunque grande esperto perché è stato anche nel sindacato di polizia, ha lavorato in polizia per tantissimi anni. Adesso la meritata pensione. Sì. E Cristian Ferretti, operativo invece nelle forze di polizia, segretario provinciale della SILP, sindacato di polizia della CGL di Padova. Grazie anche a lei. Grazie a voi dell'invito. Di supportarci in questo percorso, un percorso rapido, incisivo e concretissimo. Allora, truffe agli anziani e non solo agli anziani, perché non pensiamo che siano solo le categorie più fragili, anche se i numeri sono significativi. Sì, i numeri sono estremamente significativi, perché circa un quarto delle truffe che vengono compiute sono a danno di anziani o comunque di persone che hanno più di 65 anni. Vediamo la prima slide che così sì. stigmatizza questi aspetti. E sono tanti gli anziani? Sono tanti gli anziani, sì, perché abbiamo una società che sta sempre più invecchiando. Nel 2022 c'erano circa il 23% di persone sopra i 65 anni, siamo arrivati nel 2024, abbiamo superato il 24%, quindi sta crescendo e il trend è sicuramente preoccupante, mettiamolo da questo punto di vista, o meglio, tranquillizzante, perché vuol dire che si vive di più e si vive probabilmente meglio, però certamente. Bisogna tener conto che ad esempio l'indice di vecchiaia, che è il rapporto tra over 65 e ragazzi sotto i 14 anni, sta aumentando anche questo in maniera altissima. Non siamo un paese per giovani, ma attualmente nel 2022 il rapporto era un 189 anziani, cioè over 65 per 100 giovani sotto i 14, siamo arrivati quest'anno a 199,9 anziani per 100, il che vuol dire che praticamente è 2 anziani per ogni ragazzo sotto i 14 anni. Tanto. E come vediamo appunto in questa foto, oltre 1 milione di anziani, di cui 320.000 e anche di più, che sono soli. Ed è la solitudine, uno degli elementi. Allora, la solitudine è, diciamo così, un male in sé, però rende ancora più deboli, le persone, più sensibili e anche più alla ricerca di contatto con le altre persone e li rendono quindi più deboli e più facilmente attaccabili da persone che vogliono sfruttare le debolezze. I truffatori sono persone che sfruttano le debolezze. E nei confronti degli anziani trovo che questa cosa sia ancora più vergognosa. Bisogna dirlo. Vittime di truffe in Italia, c'è una valutazione che voi avete fatto tra il 2019 e il 2022, anche se sembra dati tecnici che il 2023 e 2024 siano altrettanto terrificanti come numeri. Cosa possiamo riscontrare da questo? Beh, c'è stato lì sono messe insieme tutte le truffe, sia quelle online, sia quelle che magari avremo modo di parlare dopo per strada, quindi oppure domestiche. C'è stato il periodo del Covid che ovviamente ha limitato queste cose, anche se ha fatto aumentare le truffe online, quelle sul web. Quello che si vede è che c'è una diminuzione nell'ultimo anno, in questi dati che abbiamo dal 21 al 22 sono diminuite le truffe in generale, sono però aumentate quelle relative, quelle a danno di persone con più di 65 anni, degli anziani. Ripeto, è particolarmente vergognosa come reato, come situazione, tant'è che ad esempio la truffa
da semplice diventa aggravata se viene fatta nei confronti di persone che hanno c'è una l'aggravante determinata... quindi Esatto, dal punto di c'è una vista penale, questo è esatto, importante perché comunque. Chiedo a lei anche segretario, però c'è un altro aspetto, quanti veramente denunciano? Quello dico a lei ma dico anche allo specifico, perché tanti anziani, proprio perché soli eccetera, non vanno veramente non vanno a denunciare. Gli stessi parenti, quando si anziani, se coinvolti, spinti dai figli, dai nipoti, tendono a non andare. Non so quanti ne vediate voi in generale, poi ci chiede anche lei con la sua esperienza. Ha toccato un punto nevralgico, perché sì, appunto, da un lato la solitudine e magari anche la difficoltà a muoversi per le persone ancora più anziane, ma per tutti in generale, anche per i più giovani, c'è la stigma della tipologia di reato che si subisce, cioè c'è una seconda autovittimizzazione, no? Perché ci si sente stupidi per essere caduti nella trappola di questi personaggi biechi. Ma magari perché poi si è fatto quell'azione che il figlio, parente, eccetera, ha detto non fare, tipo cliccare il famoso link, non farlo, non farlo. Sentivo anche oggi un intervento per radio in cui, nonostante le 1000 raccomandazioni, questa persona l'aveva fatto e non l'ha voluto dire, Certo, che non è scoppiata la bomba. Scatta la vergogna sia sì, nei confronti dei familiari. Dove l'aveva poi... detto, invece no, dovete denunciare, mamma mia. Purtroppo poi la disillusione, perché è un po', diciamo, come soprattutto online questo, perché dici comunque potrebbero essere soggetti basati anche all'estero, come nella maggioranza dei casi, quindi, o comunque il traffico conduce per certi aspetti all'estero, anche se poi magari sono fisicamente in Italia, però diciamo, tecnicamente fanno passare i dati. E quindi diventa tutto più difficile. Diventa molto più complicato arrivare, però complicato non vuol dire impossibile, quindi la denuncia comunque è importante sia dal punto di vista dell'attenzione che poi i decisori possono porre su questa tipologia di reati, perché se non viene rilevata questa allerta chiaramente non ci si pone attenzione, invece è giusto accendere un riflettore anche per le altre vittime, sia per comprendere il modus operandi, quindi studiare, perché poi deve fare l'indagine, capire come agiscono queste persone e cercare di interrompere la loro rete, ma non è detto appunto che poi non si arrivi anche al colpevole, insomma, quindi se manca però la denuncia, manca proprio l'input iniziale a partire. Quindi assolutamente. L'invito, insomma, diciamo, ai nostri spettatori è di assolutamente denunciare e a monte di questo non sentirsi, cioè non doversi vergognare per aver subito questo tipo di reato, perché può capitare a chiunque, non vuol dire essere stupidi o essere diventati talmente vecchi da non rendersi conto, perché capita anche più giovani. Ma sapete, persone si presentano ogni giorno a casa di mia madre, tutti i giorni con scuse diverse, e io le ho sempre detto di non rispondere mai al citofono e non aprire. L'avevo fatto anch'io con mia mamma, nulla valse. L'altra cosa che coinvolge molti, e non solo gli più anziani, è il fatto che tanto se anche vado a denunciare non succede niente. No. Questa è l'altra, e questo vale per il primo capitolo, che adesso vedremo anche la slide, le truffe a casa. Tanto cosa vuoi che facciano e non denunciano neanche i furti. Allora, intanto volevo aggiungere una cosa sulla questa che si chiama vittimizzazione secondaria, cioè uno non solo subisce il danno economico della truffa, ma pure un danno psicologico, perché viene ritenuto, o meglio ancora si ritiene, colpevole di quanto sia successo, cioè imputa a se stesso un atto vergognoso che è stato compiuto da un altro. Intanto volevo dire che non sono solo gli anziani che vengono truffati, ma anche dai numeri che abbiamo visto prima abbiamo visto che anche giovani e meno, insomma, sono soggetti a queste cose, e capita a tutti, anche quelli che pensano di essere più bravi, perché si ha a che fare con delinquenti, criminali, ma particolarmente bravi
purtroppo nella Infatti, loro lei ha detto una cosa cosa. importantissima, non è difficile incappare nel delinquentello, cioè può capitare, però ormai c'è una tale specializzazione, abilità, poi c'è l'uso dell'intelligenza artificiale, ti apre un altro mondo in modo particolare per voi, e poi ci sono persone che veramente, adesso vedremo dei tipi di Sì. truffe, si sono specializzati in modo anche non etico, perché vestirsi da assolutamente. poliziotto o giocare sulla salute di un proprio caro dando informazioni è qualcosa di veramente di vergognoso, a parte che vabbè, tutto è vergognoso. Ed è questo il problema, cioè bisogna stare sempre allerta e questo provoca uno stress pazzesco, cioè Però- non fidarsi più di nessuno. Certo. Esatto, e questo è l'altro aspetto molto, soprattutto per persone più anziane che sono Che vorrebbero che finalmente a volte invece dire. hanno proprio bisogno di sentire, di socialità. E su questa cosa si ritorna al discorso dell'importanza della denuncia. La denuncia è importante non solo perché riporto il mio caso e magari la polizia riuscirà, i carabinieri riusciranno a scoprire l'autore di questa truffa, ma perché mette comunque in allarme un sistema di prevenzione in generale, nel senso che se più atti di questo tipo vengono compiuti e quindi arrivano più denunce, sicuramente un'attenzione anche mediatica e quindi una maggiore attenzione da parte di coloro che potrebbero essere vittime diventa un sistema per prevenire queste, un po' anche come cerchiamo di fare con questa trasmissione, che è quello, insomma, se uno conosce magari evita. Comunque voi lo fate sul territorio sempre, cercate Sempre di essere un po' presenti dappertutto. Dal grafico si vede che ogni anno aumentano le truffe verso gli anziani, chissà dove arriveranno, ma un bel corso agli anziani sull'attenzione da prestare, fate bene a parlare di questi problemi, grazie. Ma infatti cercano di farlo nei modi possibili, solo che effettivamente il mezzo televisivo raggiunge quelli che sono a casa e che sono le vittime per despinate, quelli che vengono fatti anche nei comuni eccetera, magari coinvolgono altre persone, cioè bisogna trovare il modo per raggiungere i vari target, che è una cosa molto importante. Passo subito a lei perché abbiamo diversi capitoli di truffe. Le truffe a casa, vogliamo un po' far capire quali possono essere, qui ne abbiamo 4-5 rapidamente, che così... Sì, diciamo quella più classica è quella dei finti operatori, tendenzialmente spacciano con si cartellino. con cartellini autoprodotti, ma insomma chi è che bada tanto quando si presenta la persona a cosa c'è scritto, come appartenenti o alle ASL, all'INAIL, appunto enti vari. Cosa fare in questo caso? In questo caso con il raggiro, quindi parlando con la persona, la convincono a farli entrare in casa e qua ecco tecnicamente diciamo siamo un po' forse fuori dalla truffa propriamente detta come reato, però insomma per capirsi chiameremo truffa certo. tutto Entrano quanto, in casa e poi fanno quello che devono casa, fare. distraggono magari di solito in coppia, uno distrae la persona, l'altro le sottrae gli ori o comunque inizia a frugare per la casa. Stessa cosa, un altro grande classico diciamo, di questo tipo di reato è la fuga di gas, e quindi si presentano come operatori della rete gas avvisando che c'è una perdita che per limitare i danni o comunque per evitarli bisogna prendere tutti i gioielli e metterli nel forno, poi alle volte hanno utilizzato anche bombolette per far sentire appunto l'odore, allontanare la persona e dopo quello le portano via, quindi diciamo, la fantasia non manca a finti agenti delle forze dell'ordine, degli operatori delle banche e anche preti o volontari, quindi tutti finti. Vabbè, dopo venditori porta a porta, poverini, a volte sono anche veri perché insomma esistono, esistono anche reali, ma in buona sostanza, prima di andare rapidissimi in pubblicità, in tutti questi casi che il segretario ha esposto, come si fa a capire che uno sia vero e finto? Perché bisogna chiamare l'azienda? Allora, intanto bisogna essere diffidenti nel fare entrare le persone. Forse Le persone non conosciute ovviamente, quindi non aprire, c'è lo spioncino. Tener conto che non basta nemmeno un tesserino di identificazione perché potrebbe essere falso, non chiamare a numeri che vengono dati dalla stessa persona, ma se ad esempio uno dice che è un appartenente alle forze dell'ordine, un carabiniere, chiamare magari la stazione dei carabinieri e chiedere se effettivamente.
E lo stesso per per operatori del gas o della luce. E soprattutto tenere presente che tutti questi soggetti non chiedono mai soldi. No, le forze di polizia, quelli veri ovviamente, quelli veri non chiedono mai soldi o pagamenti. Dopo andremo alle richieste, Sì. parleremo con altri mezzi di comunicazione, questi sono quelli fisici, quindi mai aprire la porta. Certo. Pubblicità qualche secondo, poi torniamo con voi. Allora, rieccoci insieme, stiamo dandovi dei consigli molto preziosi con i nostri esperti. L'altro tipo di truffa, ce ne sono tantissime, speriamo di riuscire a farle tutte. Truffa al telefono. Truffa al telefono, sì. Valgono per tutti, non solo per gli anziani. No, no, certo. Allora, le classiche chiamate, anche qua simulando di essere appartenenti alle forze dell'ordine e che il figlio o la figlia, perché poi insomma noi la chiamiamo pesca a strascico, no? Loro gettano le reti, quindi se gli va bene trovano quello che ha il figlio maschio, ma se no passano magari a un'altra tipologia, quindi anche là il primo campanello d'allarme può essere quello, cioè pensare che se ti dice abbiamo arrestato tuo figlio ma tu hai una figlia femmina, nell'agitazione può sfuggire poi... Ma questo che senso ha? Cioè per far uscire di casa la persona sostanzialmente? Oppure per dirle che, sì, diciamo, classiche sono due, no? È stato arrestato, deve pagare la cauzione per uscire, quindi... cosa che in Italia non esiste, non siamo in America, non si paga per uscire di galera. Non si paga niente, non si devono far bonifici a nessun titolo. L'unico è l'avvocato da pagare se Però viene c'è anche arrestato. il finto avvocato. Il finto avvocato, oppure l'incidente stradale, che è ancora più odioso perché si simula il fatto che abbia bisogno di cure che richiedono delle spese, quindi poi il complice si reca direttamente a casa a farsi consegnare il denaro brevi mano. Le altre due cose molto gravi, da una parte una finta banca che chiede le credenziali e conto corrente. Sì. Questo è importantissimo perché ce ne sono tanti. Bisogna purtroppo ripeterlo in continuazione, le banche non chiedono mai tutte le credenziali, possono chiederci magari il nostro numero di utenza, il nostro numero di abbonamento, di quello che è, e già diciamo siamo oltre, perché di solito è una fonia automatica. Quando chiamiamo la nostra banca si inserisce il proprio user ID, ma mai il PIN o i codici segreti. Sono segreti proprio in quanto tali e neanche la banca li deve conoscere, quindi questo è giusto ripeterlo, perché invece con appunto i loro meccanismi sono anche attoriali, insomma meriterebbero degli Oscar se non facessero questo per delinquere. Infatti. Si convincono a farsi consegnare i codici, a quel punto là gli abbiamo consegnato le chiavi del nostro conto corrente. L'altro è carpire dei siti telefonici, quindi anche lì bisogna stare molto attenti come si risponde. Diciamo bisogna stare attenti quando si risponde a queste telefonate di marketing, perché molto spesso appunto poi viene fatto un taglia e incolla delle frasi che sono state dette, viene estrapolato magari un semplice sì, e con quel sì sappiamo che contrattualmente risulterebbe, se fosse sincero, sarebbe un contratto validamente concluso. Il truffato lo viene a scoprire solo quando gli arriva la prima rata dell'abbonamento a cui sarà, allora in quel caso bisogna immediatamente attivarsi, bloccare. Diventa molto complesso poi in questo caso qua, perché la voce è realmente la nostra, quella registrata, quindi anche dimostrare poi in giudizio dove si arrivi che effettivamente non abbiamo dato il consenso. Poi il giudizio già è una fase... Sì, siamo già oltre, però anche qua molto banalmente, ma non ci si pensa, quindi giustamente lo ripetiamo, quando chiamano e dicono, faccio caso mio, parlo con Cristian Ferretti, anziché rispondere sì, chi lo cerca? Fare altre domande. Sì, fare altre domande. Questo benedetto sì, bisogna toglierselo dalla testa, anche solo rispondere, perché infatti... Il pronto italiano, insomma, da questo punto di vista ci salva. Può servire, esatto. Le truffe per strada sono un'altra tipologia di truffe, purtroppo anche queste molto frequenti, più di quel che magari si possa pensare. Finti volontari di associazione. Il web è il regno delle truffe, controllate sempre la cronologia sui telefonini dei vostri genitori. Dare un aiuto a questo punto potrebbe essere. Controllo parentale a rovescio, questo. Infatti, ci sia per i ragazzini ovviamente che anche per le i più persone. anziani. Truffe per strada. Sì, truffe per strada. Beh, quella classica, insomma,
forse più cinematografica, che però viene utilizzata moltissimo, è quella dello specchietto. Sì, ma cioè, continua a perversare, cioè non voglio fanno neanche... finta di aver avuto un incidente, fanno vedere lo specchietto rotto e in questo modo convincono, a volte anche magari un po' costringono il malcapitato truffato a pagare immediatamente il costo dello specchietto. Ma quindi in questo caso qua, se uno è consapevole che non ha toccato, cioè senti se ti si spacca, cioè che se ne va Ma via. anche se avesse toccato, si fa la constatazione amichevole E basta. e poi andiamo e poi si va a vedere. Bravissimo. Pagare a brevi manu è una Cosa però, che voglio dire, ripeto, non bisogna sentirsi in colpa, sono veramente molto bravi e molto organizzati. chiaro. Finti volontari di associazioni o sedicenti venditori di gioielli, finti amici di nipoti, estranei, insomma, che attaccano bottone, ce ne sono. Per non tacere in questo periodo della finta chiara stella, cioè, perché anche queste, sì, è un modo come un altro, insomma, sotto Natale per entrare in casa delle persone. Qua entriamo più nella tipologia, diciamo, poi del furto più che della truffa, però comunque il raggiro c'è sempre, perché mi presento come quello che sta raccogliendo i soldi, in questo caso per la parrocchia, ma appunto anche per la Croce Rossa o altri enti benefici. In realtà quei soldi non arriveranno mai dove dovrebbero arrivare. Anche qua è particolarmente odioso, ecco, perché due vittime in questo caso, quello che c'è del denaro e quelli che avrebbero bisogno non lo vedranno mai. E non lo vedranno mai, assolutamente, quindi anche questo è porre attenzione. Di solito i volontari si presentano con l'uniforme, diciamo la Croce Rossa, sono vestiti da soccorritori quando vengono a fare le raccolte fondi. Normalmente altri avvisano prima, magari lasciano gli avvisi nelle cassette della posta che quel giorno passeranno i volontari, eccetera. Quindi, e anche in questo caso comunque in ultima analisi una telefonata salva la vita, come dicevano nella vecchia pubblicità, quindi dire fermo un attimo, chiamare anche il numero di emergenza, anche se non si dovrebbe fare, però insomma se uno non si ricorda il numero della Croce Rossa fa un 118, gli passeranno poi la chiamata a chi di dovere. Un'altra cosa a cui stare, direi, attenti e che riguardano non solo le truffe per strada, ma anche magari quelle al telefono o anche quelle via web, vedremo dopo, è quando ci sono affari troppo vantaggiosi. Cioè quando viene proposto un affare troppo vantaggioso, c'è qualcosa, bisogna diffidare. viene solleticata l'ingordigia, mettiamola così, del truffato, magari e quindi anche lì insomma, è difficile su questa cosa qua. Quando c'è, insomma, se mi vogliono vendere un Rolex a 500 euro, la fregatura c'è sempre, diciamo attenti. che insomma, difficile, no? Trovare un Rolex a 500 euro. Le truffe sul web. Qua apriamo un capitolo infinito. Quelli che per strada ti fermano per firmare contro la droga e poi ti chiedono dei soldi per la presunta fondazione sono truffatori, secondo me sì. Vabbè, lì adesso entriamo nel merito, comunque mai firmare niente. Bisogna vedere qual è l'associazione. Chi è l'associazione, sì, può essere che poi anche là si firmi, non chiedono soldi, ma magari firmi e stai sottoscrivendo un qualche abbonamento, in realtà, quindi leggere bene. Insomma, di base diffidare. Sul web vediamo ecco qua. Sul web le tipologie aumentano a dismisura, dalla simulazione del vero sito della banca o di e-commerce su cui ci serviamo diversamente, quindi si sostituisce praticamente il sito con uno fasullo dove poi noi andiamo a inserire le nostre credenziali. Si crea un sito fasullo, questo è molto una pagina importante. in tutto e per tutto identica a quella, faccio per dire Amazon, per dire il più grosso dell'e-commerce. Quindi uno in tutta buona fede dice questa è la pagina, invece non è stata copiata, è stata una copia fasulla, con cui si carpiscono tutti i dati dell'utenza. Poi una volta che uno ha quelli, poi se ha per caso registrato magari le carte di credito sul sito quello vero, là è un attimo ricavare i dati e usarli per quindi anche per resto. fare bonifici o cose bisogna stare attenti. Bisogna, sì, anche con i bonifici, perché il bonifico può essere richiamato ma richiede una tempistica e anche il consenso della controparte, che ovviamente in questo caso non arriverà mai per fare il recall. Una cosa che si sta diffondendo invece ancora adesso, però diciamo più in ambito lavorativo magari, però insomma abbiamo anziani che usano le mail per fortuna, l'invio di QR code
tramite mail o comunque tramite allegato di messaggistica, con le promesse le più svariate, da buoni sconto a quant'altro. Uno inquadra il QR code e quello porta anche in questo caso a un sito truffaldino o comunque a modalità, senza scendere troppo nel tecnico, che permettono all'attaccante di carpire Mamma mia, anche il QR code ci mancava. sì, i dati nostri, quelli registrati nel telefono. Quindi. La ricerca di amicizia sui social. Anche questa è una cosa che purtroppo diciamo cade, rapidamente, che abbiamo pochi secondi. Questa è veramente devastante, anche perché insomma fa veramente leva su una solitudine, su una voglia di relazione. Una persona chiede un aiuto, prima instaura un'amicizia, poi instaura... Esatto, un'amicizia, una relazione virtuale, per cui amicizia, così poi carpita, diciamo così, la fiducia della persona o anche l'affetto, si cominciano a chiedere soldi. E questo purtroppo è frequentissimo, quindi grande attenzione. E poi, con finti annunci di vendita di prodotti a prezzi vantaggiosi, il truffatore convince la vittima a versare una somma di denaro a titolo di caparra. Questa è un'altra questione. Sì, questo l'ha un po' anticipato Paolo. Diciamo, se l'affare è un po' troppo un affare, tendenzialmente o rischiamo noi la ricettazione, perché se il Rolex è vero, a quel prezzo là sicuramente non è di provenienza lecita, perché il gioielliere non lo vende a quel prezzo. Oppure non stiamo acquistando nulla, quindi diciamo il campanello d'allarme deve scattare nel momento in cui ci sembra un po' troppo vantaggioso l'affare. Se la differenza magari dal prezzo, diciamo, nel negozio fisico è relativamente limitata, può essere dettato dal fatto appunto del risparmio, dell'e-commerce, da mille altre valutazioni, e quindi può esserci anche in questo caso verificare per esempio i sistemi di pagamento accettati. Quando vengono accettati sistemi di pagamento garantiti, sicuri, assicurati, come può essere PayPal o altri affini che garantiscono appunto l'utenza, in genere il sito può essere affidabile. Questa è una prima scrematura. Ecco, siamo in chiusura, tanto per cambiare. Poi l'altra è l'invio di una mail nella quale si chiede la disponibilità a ricevere una grossa somma di denaro. Hai vinto una somma di denaro, sei stato erede di questo da un paese estero, però ti pongono da pagare una tassa nazionale. Ed è là la fregatura, perché non c'è questa vincita, non c'è questa eredità, è vero? È quello del grande funzionario che ha un sacco di soldi che deve portare in Italia e chiede questo aiuto. Poi. È arrivata persino a me la mail dalla brigata dei giovani, firmata da 3 capi della polizia. Mettiamo gli indirizzi intanto. Non sono aggiornati nemmeno con i nomi, paventando insomma visite di siti pedopornografici, chiedendo soldi in cambio della mia riservatezza. Quindi diciamo proprio pesca a strascico, perché se lo mandi sulla mail del sindacato di polizia non sei proprio furbissimo. È palese. Allora, qua abbiamo visto tutte le sedi, perché se avete dei dubbi, piuttosto chiamate anche lo SPCGL, che poi vi demanderà direttamente anche agli organi competenti di polizia o dei carabinieri o quant'altro. Io vi saluto, l'ultimissima slide, perché così la leggete velocemente da casa, che sono la sintesi di tutti i suggerimenti che vi abbiamo dato, ma io vi ringrazio intanto di essere stati qui con noi, mi rendo conto che il vostro tempo è prezioso, però è importantissimo fare questo tipo di sollecitazione e sensibilizzazione. Se avete dei dubbi, delle perplessità, rivedete la puntata, ci sono tante cose che magari possono essere sfuggite. Se incappate in situazioni, a questo punto o le sedi dello SPI oppure forze dell'ordine, è meglio andare. Nel dubbio è meglio assolutamente denunciare, giusto? Certo. Che non succede niente, perché non tanti hanno paura di denunciare. Le persone che rispondono al telefono, 112, 113 e così, sono lì apposta per rispondere al telefono. E per dare un aiuto. Ed è veramente meglio una telefonata in più che una telefonata in meno. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei. Sindacato di Polizia, Sindacato dello SPCGL del Veneto, a voi di averci seguito. A presto.